Il risorto ci invita ad elevare i nostri pensieri oltre agli interessi terreni. La riflessione del Vescovo nelle celebrazioni pasquali in cattedrale. Il destino eterno ha spiegato dà pienezza alla vita. Celebrazione pasquale in carcere. Monsignor Alberto Tanasini ha invitato a non lasciarsi soffocare dalle vicende della vita. I detenuti sono stati accompagnati nel cammino quaresimale. Un libro di omelie, il restauro di un dipinto, una raccolta fondi per la carità. Sono le iniziative della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra nel decennale della scomparsa di Don Mario Podestà. Portofino ha riacquistato un pezzetto della sua storia, scoperto sotto la volta dell'oratorio un affresco quattrocentesco. Importante la sinergia fra parrocchia, soprintendenza e tecnici. Un itinerario interiore nei luoghi più suggestivi del Libano. Si è da poco concluso il pellegrinaggio diocesano in questa terra ricca di storia e di spiritualità. Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes, in Giordania e Terra Santa. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Siamo nell'8ª di Pasqua e dedichiamo l'apertura della nostra trasmissione ai riti pasquali celebrati in cattedrale dal Vescovo diocesano. Elevate i vostri pensieri, sappiate guardare la vostra vita nella luce di Dio. È questo l'invito che Monsignor Alberto Tanasini ha pronunciato durante il solenne pontificale presieduto in cattedrale nella domenica di Pasqua. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Questa è la citazione dell'Apostolo Paolo dal quale ha tratto spunto Monsignor Alberto Tanasini per la sua riflessione. Il Vescovo ha invitato i fedeli a non fermarsi agli interessi terreni. La sintesi delle celebrazioni pasquali in questo servizio. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Il rito del fuoco con il quale si apre la veglia pasquale rischiara il buio delle tenebre. Nella notte in cui Gesù è passato dalla morte alla vita, la Chiesa chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Cristo, risorto, consentirà a noi di partecipare alla sua vittoria sul male, sul peccato, sulla morte. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il Vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione amministrando i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 4 catecumeni adulti. La risurrezione di Cristo, ha spiegato il Vescovo, ci dà la possibilità di essere uomini nuovi. Cristo è risorto per sé e per noi. È risorto perché è stato obbediente al Padre, è risorto perché ha fatto un atto di amore infinito, dando se stesso fino alla fine, e lo ha fatto per noi, perché anche noi risorgessimo insieme con Lui. Un pensiero ripreso nella messa della domenica di Pasqua. La resurrezione significa nuova creazione, nuova creatura, una condizione nuova dell'essere, ha detto Monsignor Tanasini. Affermare la risurrezione vuol dire che lì davvero, in Cristo soltanto, troviamo la novità dell'uomo. Da qui l'invito a cercare le cose di lassù. Non fermatevi ai vostri interessi terreni. Non chiudetevi nelle vostre presunzioni. Non affidatevi semplicemente alle vostre tecnologie. Cercate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio. Pensate al vostro destino eterno. Vivete per questo destino eterno. Scoprite la pienezza della vostra vita. Ecco dunque dire che Cristo è risorto. Credere che Cristo è risorto vuol dire impostare così la nostra vita. Il Vescovo diocesano nel giorno del lunedì dell'Angelo si è recato poi nella casa di reclusione di Chiavari per la tradizionale celebrazione pasquale, alla quale ha partecipato un folto gruppo di persone detenute all'interno della casa di reclusione. Come sempre commovente la liturgia e la riflessione proposta da Monsignor Alberto Tanasini. Importante il sostegno di tanti volontari, delle sorelle Clarisse e del cappellano della casa di reclusione che hanno accompagnato i detenuti nel cammino quaresimale. Vediamo.
Non lasciamoci vincere dalla paura, non lasciamo che le vicende della vita soffochino il dono che il Signore ci ha fatto col battesimo. Sono parole di speranza, quelle pronunciate dal Vescovo durante la messa di Pasqua nella casa di reclusione di Chiavari, rivolte in particolare ai detenuti riuniti nel refettorio della struttura. Tutti, ha spiegato Monsignor Tanasini, partecipiamo della risurrezione di Gesù. Nessuno di noi può dire l'ho perso per sempre, questa condizione di figli, nessuno. Noi ormai siamo davvero figli di Dio e la nostra vita è fatta per essere risorta. Questo ci riguarda tutti. Nessuno di noi dica non c'è più niente da fare. Ecco, questo credo che sia il grande annuncio e il grande motivo di gioia. La messa con il Vescovo arriva sempre dopo un attento cammino di preparazione. La Pasqua è un momento forte anche per chi ha commesso un crimine e sta scontando la sua pena. La preparazione è stata nel corso di questa Quaresima e le settimane, proprio queste 2 settimane che hanno preceduto la solennità della Pasqua, con le persone che sono qui detenute in carcere. Con alcune di loro abbiamo provato i canti della Santa Messa, sono venute le suore Clarisse di Leivi e hanno accompagnato e anche un po', come dire, animato i canti della messa insieme a loro, e poi dopo abbiamo fatto anche un percorso di preparazione che poi è il percorso di tutti i cristiani, che vuol dire il periodo della Quaresima come introduzione a questo momento solenne e di festa che è la Santa Pasqua del Signore, che per noi è fondamentale, e alcuni detenuti si sono preparati anche celebrando il sacramento della confessione. Nel Venerdì Santo, durante la Via Crucis dei giovani, c'è stata una tappa proprio qui all'esterno della casa circondariale proprio per pensare alle persone detenute. Questo messaggio in qualche modo è arrivato anche a loro? Sì, c'è stato questo momento che è la prima volta che è accaduto, dove il territorio del carcere è stato visitato da questa grande novità della Via Crucis dei ragazzi, tantissimi ragazzi, giovani, bambini, adulti che si sono radunati per pregare, per riflettere in un momento anche di silenzio e di ascolto, e alcuni detenuti hanno potuto ascoltare e poter anche, come dire, intervenire in modo discreto. È stato un momento, a mio parere, significativo per chi ha partecipato. Prima di tutto all'interno del carcere è molto difficile riuscire a captare quello che accade all'esterno, quindi chi non è stato, come dire, coinvolto direttamente non ha potuto partecipare, anche se sapevano che questa era una tappa messa in conto dal percorso di preghiera e riflessione della Via Crucis dell'Azione Cattolica. Quando si arriva a questi momenti, alla preparazione anche della Pasqua, ci sono carcerati che si avvicinano di più, che chiedono magari la confessione, in qualche modo si convertono, tra virgolette? Sì, ci sono persone che chiedono il perdono, certamente, come fuori, come succede, non c'è molta diversità tra la vita dentro e la vita fuori dal carcere. Le persone hanno più o meno le stesse dinamiche, gli stessi bisogni, le stesse attese, anche gli stessi desideri, e certamente qua è un mondo a parte, un mondo diverso, però certamente i tempi forti delle feste sono vissuti con un'attenzione più forte e una preparazione più forte anche da parte delle persone che sono detenute in carcere. Alla celebrazione, animata dalle sorelle Clarisse di Leivi, erano presenti come sempre alcuni volontari, un modo per far sentire la comunità diocesana vicina ai carcerati. È una delle opere di misericordia venire a trovare i carcerati, quindi i volontari, anche i volontari così che non entrano regolarmente nel carcere, possono durante la messa di Pasqua o di Natale venire a fare questa opera, e questo lascia sempre un segno molto bello dentro il cuore delle persone, perché è un segno di vicinanza molto prezioso. Ora parliamo della vita delle parrocchie. Iniziamo dalla parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante, che ha organizzato in questo periodo una folta serie di iniziative per ricordare Don Mario Podestà, il sacerdote che fu parroco della comunità dal 1971 al 1992. In particolare è stato pubblicato un volume che raccoglie le omelie pronunciate da Don Mario Podestà nel suo ultimo anno di permanenza nella parrocchia sestrese.
A presentare il libro c'era Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como, che fu amico fraterno di Don Mario. Inoltre, proprio in memoria di Don Mario Podestà è stato inaugurato un dipinto che è stato restaurato proprio recentemente, e la raccolta fondi, che è stata portata avanti con la distribuzione del volume, servirà a sostenere il centro di ascolto Caritas e il banco di solidarietà attivo nel Sestrese, un modo ulteriore per ricordare appunto il sacerdote scomparso. Ma su tutto questo vediamo i nostri servizi. Diverse iniziative nel decennale della morte di Don Mario Podestà, parroco di San Bartolomeo della Ginestra dal 1971 al 1992. Innanzitutto un volume che contiene le sue catechesi. Com'è nata questa idea? Ma questa idea è nata dal fatto che Don Mario era una persona che amava la Chiesa, e amava la Chiesa intesa come popolo di Dio. In queste omelie che lui aveva predicato nell'ultimo anno di permanenza qua a San Bartolomeo, è una catechesi sull'educarci a come essere Chiesa, come diventare Chiesa. Allora lo ciclostilammo, perché era l'ultimo lascito, chiamiamolo spirituale, a noi di Don Mario, e dopo 10 anni abbiamo pensato di trasformarlo in un libro, per darne anche una diffusione più ampia e per darne anche un modo per leggerlo in modo migliore, perché il ciclostilato è sempre una cosa che non è di facile lettura. Quindi questo libro vuole proprio essere un omaggio all'amore che Don Mario aveva per la Chiesa, e ci riporta al suo insegnamento su come crescere come Chiesa, come popolo di Dio. Evidentemente, se avete fatto questo, è perché Don Mario ha lasciato un ricordo molto profondo in quelli che furono i suoi parrocchiani di allora. In particolare, qual è stato il segno che ha lasciato in questa comunità? Ma Don Mario ha lasciato tanti segni in questa comunità, perché anche la durata della sua permanenza fra noi sono un ventennio. Io quando Don Mario è venuto avevo 20 anni, quando Don Mario ci ha lasciati per andare in un'altra comunità, ma che comunque noi abbiamo sempre continuato un rapporto con lui, ne avevo 40, quindi per me ad esempio è stato il periodo del passaggio dalla giovinezza alla maturità, quindi per me è stato un padre ma anche un amico, voglio dire, ecco. E cosa ha lasciato a noi? Ha lasciato l'amore per la parola, sicuramente, un esempio di vita concreta. Ecco, la cosa che, se dovessi dire la cosa principale che Don Mario ha lasciato ai suoi parrocchiani è la credibilità. Era una persona che predicava, e quello che predicava lo viveva. Infatti lui viveva una vita sobria nel modo più assoluto. Per lui teneva solamente l'indispensabile, forse anche qualcosa di meno, e tutto l'altro, non so, le cose che anche normalmente sono normali che un parroco si tenga, non so, le messe, il suffragio e via discorrendo. Lui quello che lo dava per la Chiesa lo dava per in beneficenza, lo dava per le persone bisognose della parrocchia. Quindi un grande amore per la parola e una grande testimonianza di vita, di coerenza di vita. Avete pensato anche al restauro di un'opera artistica, perché? Perché un'altra delle caratteristiche di Don Mario, dell'insegnamento di Don Mario, è stato proprio quello dell'amore per la Chiesa come edificio e per la liturgia. Cioè Don Mario, ecco, la prima cosa che Don Mario fece di concreto quando venne da noi fu chiamare tutti i giovani e meno giovani a pulire la Chiesa. E quello fu anche un passaggio di intelligenza, perché eravamo nei primi anni dopo il Concilio e il Concilio non era stato accolto con lo stesso entusiasmo da noi che eravamo più giovani e le persone più anziane. E infatti c'era un po' anche di divisione all'interno della nostra comunità allora su questi temi. Don Mario è riuscito a trovare la bacchetta magica per trovare un'unità
chiamandoci tutti in chiesa a pulire gli addobbi, ed è lì è cominciato una comunità, una vita in comune che poi si è trasformata anche in cose più spirituali, diciamo. Ecco. Ma Don Mario aveva proprio questo senso della liturgia, perché Don Mario, è un'altra caratteristica sua, forse è stato visto sempre come un uomo del fare, un uomo energico, ma lui era prima di tutto un uomo di preghiera. Ecco. E infatti tutto quello che lui faceva concretamente nasceva dalla meditazione che lui aveva nella preghiera personale e nell'amore alla preghiera comunitaria che ci aveva poi trasmesso anche a tutti noi. Come ha lavorato sul dipinto della pesca miracolosa nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra? Allora, il dipinto era veramente in pessime condizioni conservative, è stato un lavoro piuttosto complesso, il restauro è stato completo perché aveva bisogno di un nuovo supporto e anche di ripristinare tutte le cadute di colori presenti, e quindi poi in fase di intervento pittorico è stato ricucito per ricreare le immagini che erano un tempo. Questa comunità è legata evidentemente, quindi ha un valore affettivo questo dipinto, ma anche un valore artistico importante? Allora, la dottoressa Traversone della Soprintendenza di Genova non si è espressa sull'autore, ma lo reputa vicino alla mano di Carlo Giuseppe Ratti, un pittore ligure che è nato a Savona, che ha lavorato tanto per le chiese e per gli oratori della Liguria. È stato un intervento lungo? Piuttosto, però di grande soddisfazione, perché per me tutte le volte è una sfida e arrivare al traguardo è sempre un momento molto molto esaltante, interessante. Monsignor Diego Coletti, un amico fraterno di Don Mario Podestà, qui ha lasciato un affetto smisurato. Secondo lei quali erano i tratti che lo rendevano così caro alle persone? Ma non so, forse era un affetto per rimbalzo dall'affetto che questa comunità ha sempre portato a Don Mario. Allora gli amici dei miei amici sono miei amici, e quindi il fatto che noi fossimo davvero due fratelli praticamente si ripercuoteva poi nel cuore e nella mente della gente come motivo di accoglienza, di simpatia, di collegamento diretto, e io mi sono sentito davvero sempre molto accolto e atteso e aiutato, diciamo, da questa comunità che mi ha presentato sempre il suo volto sorridente e accogliente. Ecco, quindi questo è il motivo di gratitudine per cui sono qui presente. Gratitudine a Don Mario che ha servito e coltivato questa comunità, ma poi gratitudine a tante persone che mi basta guardarle in faccia per farmi venire in mente tutta una serie di cose belle e di esperienze positive. Dove è nata la sua amicizia con Don Mario? È nata qui, nel senso che io cercavo un posto dove appoggiarmi per qualche momento di vacanza, visto che dovevo fare un po' di mare per motivi di salute. Allora cercavo un posto dove potermi collocare senza dover andare così in alberghi pubblici, e qui un comune amico mi ha detto: tu prova ad andare a San Bartolomeo di Ginestra, che c'è un prete bravo, non di molte parole, non molto estroverso, ma certamente, e in effetti è così, non è che Don Mario fosse così di una cordialità traboccante, però quando si entrava in rapporto con lui la relazione si faceva sempre molto significativa, e quindi io sono venuto qui anche a imparare, ho imparato che cosa voleva dire fare il prete, stando assieme a questo uomo di una grande semplicità, ma anche di una grande essenzialità. Cioè lui viveva il suo sacerdozio in una maniera molto fondamentale, cioè con le cose che veramente contano, senza orpelli o ornamenti
esteriori, ma con una capacità di accogliere, di tessere la fraternità nella comunità, di essere sempre pronto a tutti e per tutto. Questo mi ha fatto molto bene, devo dire che sono qui anche e soprattutto per gratitudine nei confronti di questa amicizia che il Signore mi ha permesso di sperimentare e di coltivare con Don Mario. Lei è la memoria storica di San Bartolomeo, quindi ha conosciuto benissimo Don Mario. Certo, io l'ho conosciuto benissimo perché quando è arrivato qui, la prima cosa, dopo un po' che era qui, mi ha detto: io voglio che lei faccia catechismo. No, mi ha messo nel consiglio di amministrazione. Però questa è una nota da ricordare, ma io lo ricordo come un parroco che ci ha insegnato a capire bene la parola di Dio, perché sì, si ascoltava il Vangelo, si usciva, finito lì, finito tutto. Invece ci ha aiutato ad approfondire la parola di Dio, a capire un po' di più le scritture e tutto il resto. Abbiamo passato degli anni molto belli insieme, lavorando insieme. Io quando c'era da fare qualcosa mi diceva: prepara qualcosa per questa festa. Insomma, è un ricordo che resterà sempre la sua memoria. Anche di fronte alla mia famiglia c'è stato sempre presente nel bisogno. Come avete lavorato per dare alle stampe questo volume? Tanto voglio subito iniziare col dire che è una bellissima coincidenza, anche commovente per me, perché sono stato un vecchio parrocchiano di Don Mario Podestà ai tempi in cui era curato a Santa Margherita Ligure dal 1967 fino al 71. E proprio devo dire che la casa editrice Tigugliana è una, emanazione di un periodico nato proprio giusto 50 anni fa di questi tempi, grazie a Don Mario Podestà. Quindi è bello, dopo 10 anni dalla scomparsa, ritrovarci qui, dopo 50 anni dalla nascita di un periodico che fortemente volle Don Mario. Da quel periodico nacque la casa editrice e oggi siamo qui a presentare un libro a lui dedicato. Come avete lavorato per dare alle stampe questo volume? Diciamo che è stato un lavoro fatto dalla parrocchia, soprattutto con la ricerca di queste bellissime omelie e quindi anche arricchite, impreziosite da queste tempere, da queste acquerelli, e poi dalle testimonianze di tanti amici, di tanti parrocchiani, di tante persone che lo hanno conosciuto, che l'hanno apprezzato, l'hanno stimato. Significativa la presenza di tanti parrocchiani a distanza di 10 anni, perché lo ricordano, perché Don Mario era veramente un grande pastore di anime. Da Sestri Levante andiamo a Portofino, che sta vivendo in questi giorni le celebrazioni in onore di San Giorgio. Domenica 28 aprile alle 11 nella chiesa parrocchiale di Ivo Martino la liturgia presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Alle 21 la processione. Lunedì 29 aprile la conclusione dei festeggiamenti è affidati a Don Stefano Mazzini, vicario generale della nostra diocesi, che presiederà la Santa Messa a partire dalle 20:30, sempre nella chiesa parrocchiale di Ivo Martino. A seguire ci sarà la traslazione delle sacre reliquie dalla chiesa parrocchiale al santuario di San Giorgio. Ma nei giorni scorsi un ulteriore momento di festa per la comunità di Portofino è stata l'inaugurazione del restauro del affresco che è stato scoperto sotto la volta dell'oratorio di Nostra Signora Assunta. Vediamo. È stata senza dubbio una scoperta entusiasmante, quella dell'affresco nascosto sotto la superficie pittorica della volta a ombrello dell'oratorio di Nostra Signora Assunta a Portofino, l'edificio più antico del borgo, costruito nel XIII secolo. Un affresco quattrocentesco realizzato attorno al medaglione in ardesia che raffigura la Madonna con il bambino posto in chiave di volta. Spesso in queste volte ad ombrello, e questo è un esempio preziosissimo, potevano esserci decorazioni di questo tipo.
Quindi grazie a questo intervento di restauro condotto veramente con grande professionalità da una squadra, da una restauratrice, da un chimico, con la direzione della soprintendenza e con la partecipazione diretta anche della diocesi attraverso il parroco. Quindi questo è anche il plus valore del gioco di squadra nel recupero di una bellissima testimonianza. Il restauro è stato voluto dal parroco Don Alessandro Giosso e sostenuto dalla soprintendenza, condotto materialmente da Federica Bruschi. La scoperta è la parte più bella, più interessante, sicuramente più emozionante di un restauro. Specialmente in questo caso stavamo operando su una superficie molto delicata, stavamo ritrovando una pittura a secco. Anche se il restauro non è mai interpretazione, però è fondamentale cercare di capire cosa poi l'autore voleva rappresentare. Secondo le analisi chimiche condotte da Luigi Soroldoni, i pigmenti utilizzati sono compatibili con una datazione quattrocentesca. Direi che i materiali sono molto vicini, quindi la sabbia è sicuramente una sabbia della zona, tranquillamente. La calce è una calce di natura dolomitica, ma ci sono cave, ci sono forni di cottura un po' in tutta la parte della Liguria, quindi sicuramente è una calce locale. Tutti questi materiali vengono dalle zone normalmente dove sono le chiese, quindi sicuramente il contesto è questo. L'ocra gialla è un'ocra che c'è in Italia, quindi sicuramente proviene dalla Toscana, proviene anche dalle nostre zone. Basta muoversi lungo la dorsale che sale verso Lombardia, i terreni hanno colori che vanno dal giallo al marrone, allo scuro, quindi sono terre. Sono 28 i pellegrini della nostra diocesi che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano in Libano, un autentico itinerario spirituale attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi e le spiritualità che caratterizzano questo paese. Abbiamo realizzato questo lungo servizio grazie alla collaborazione proprio dei pellegrini che si sono recati a compiere questo viaggio e di Don Fabio Mazzino, il responsabile dell'ufficio diocesano pellegrinaggi. Vediamo. È stato un autentico itinerario interiore il pellegrinaggio diocesano in Libano, 28 i fedeli che vi hanno preso parte in questo viaggio che ha contemplato nel suo itinerario diverse tappe significative. Io sono gioioso perché ho visto i pellegrini maturare all'interno del percorso dell'itinerario interiore che abbiamo svolto. Accompagnati dal Vangelo di Giovanni abbiamo iniziato aprendo il pellegrinaggio con quella domanda di Gesù: vuoi guarire? E da lì in poi, giorno per giorno, abbiamo trovato delle tracce, delle vie associate anche a delle persone, a dei luoghi che abbiamo incontrato, di confessioni religiose differenti. Vorrei dire dal vecchio eremita che ci ha parlato di Dio, a colui che ha militato nelle milizie cristiane falangiste, che ci ha raccontato della guerra, e quindi delle esperienze anche molto diverse tra di loro, ma che hanno trovato nella curiosità, nella voglia di conoscere da parte dei pellegrini anche delle sintesi nuove, ecco, che mi hanno colpito molto. Il pellegrinaggio è iniziato nella zona di Ekmar, a sud di Beirut, dove è radicata la presenza di cattolici maroniti. I fedeli della nostra diocesi hanno potuto incontrare padre Giuseppe. Viene il nostro nome da Santo Maroni. Era un eremita nel V secolo che viveva in Siria e da lui noi abbiamo preso questo nome Maroniti per rapporto a lui. Lui un grande santo, Santo Marone, era un difensore della fede cattolica in quella zona lì e ha fatto battezzare i pagani che stavano ancora nel nord della Siria. Siete numerosi? La vostra siamo presenza? Numerosi, sì, siamo numerosi, cioè eravamo di più in Libano, ma a causa della guerra siamo adesso dispersi nel mondo. Noi almeno siamo 1 milione in Libano quasi, ma nel mondo dicono 10 milioni, 12 milioni maroniti trovati in tutto il mondo perché a
causa della nostra storia, delle guerre, delle persecuzioni, allora siamo stati obbligati di cercare fuori e anche qualche volta le crisi economiche allora sono dappertutto nel mondo, in Europa, in America, in Africa, nei paesi arabi. Fra le tappe significative del viaggio, quella di Sidone, dove sorge il santuario della Madonna dell'Attesa, Saidat al-Mantara. Qui i pellegrini hanno incontrato padre Samir Noda, sacerdote melchita, che ha proposto una riflessione sul tema del senso dell'attesa. Si rifà ad un episodio del Vangelo in cui Gesù era arrivato a Sidone, mentre invece la Madonna con le donne non potevano entrare in Sidone in quanto donne e in quanto Sidone è una città pagana. E quindi la Vergine dell'Attesa, la Madonna che aspetta Gesù dopo che lui è stato in Sidone. E qui è stata anche l'opportunità per riflettere sul valore dell'attesa. Noi normalmente intendiamo l'attesa, l'aspettare come un tempo perso che ci nervosisce, la fermata dall'autobus per esempio, o comunque delle soste impreviste. Mentre invece l'attendere è virtuoso. E quindi ci siamo domandati se fosse un tempo perso o un tempo guadagnato. E da lì sono emerse proprio delle cose bellissime. Anzitutto che l'attesa è il massimo della vita cristiana, nel senso che noi siamo tutti protesi all'incontro con Dio. E poi anche un certo sguardo su di noi, sull'altro, nutrire il desiderio di conoscere. طبعا نحن بنعيش L'attesa noi la viviamo ogni giorno della nostra vita. Anche la Madonna ha aspettato qui Gesù. L'attesa della Madonna è un'attesa sacra, un'attesa benedetta. Forse ogni persona qui in Libano si domanda che cos'è l'attesa. Noi cerchiamo la verità assoluta, la verità completa e la aspettiamo questa verità assoluta. Purtroppo ciascuno vede la verità secondo un proprio concetto o secondo l'orientamento del partito politico a cui appartiene. Noi come cristiani, appartenendo alla Chiesa, sappiamo che la verità assoluta è Cristo e noi l'aspettiamo. E anche tutti i valori sono l'incarnazione di Cristo Gesù. Qui, al santuario dell'attesa, aspettiamo con la Madonna e lei con noi, aspettiamo il regno dei cieli, il regno di Dio. Particolarmente significativo l'incontro con l'eremita Giovanni, 90enne, a cui i pellegrini hanno chiesto di parlare di Dio. È riuscito ad esprimere al meglio come Dio sia un grande amore e che la riflessione sia sì sicuramente utile, ma non sostiene la conoscenza di Dio in quanto tale. E anzi la sua inspiegabilità è una prova stessa dell'esistenza di Dio. Ma prima ancora a raccontarci Dio sono stati i suoi occhi e le sue mani. Coinvolgente l'incontro con l'artista libanese Rudy Rahme, che ha testimoniato la radice di fede della sua ispirazione artistica. La forza della creazione si prende delle racine, diciamo, della terra, e c'è due parole per me: il tempo e lo spazio. Il tempo è questa forza in noi, da noi, che viene di dentro da noi, no? È Gesù Cristo, è Dio a noi. E lo spazio è, come si dice, vediamo il spazio, la forma all'occhio, no? Queste due parole insieme si fanno l'arte. Senza due parole non si fa l'arte per me. E perché tutta la mia vita è basata su quel credente in Gesù Cristo, questa forza in me che dà un fiume, diciamo, di tutte le cose. E i miei occhi dice chiude gli occhi perché c'è una forza dentro di noi che fa tutta la nostra vita, Gesù Cristo. Ecco, allora mi viene spontaneo chiederti chi è per te Dio, chi è per te Gesù Cristo? Gesù Cristo è un uomo come noi, un uomo storico, diciamo, ma questa Trinità che fa agire tutte le filosofie, tutte le teologie, e questo soggetto
fai agire tutte le filosofie, scrivere, tutti i scrittori, diciamo. Per me lui è un silenzio a noi, silenzio. Dobbiamo rientrare dentro di noi per vedere e sentire questo silenzio. Questo silenzio fai tutta la nostra vita. Adesso il mondo tutto di parole, parole, parole. No, Dio è il silenzio perfetto in noi che fa tutto questo tempo in noi e che fa agire tutto in noi. Per il 2019 sono diversi i pellegrinaggi diocesani già fissati. Il prossimo sarà quello a Lourdes il 13, 14 e 15 maggio. La programmazione di quest'anno dei pellegrinaggi diocesani, dopo il Capodanno in Terra Santa e adesso il Libano, ci porta a Lourdes, il pellegrinaggio diocesano di Lourdes. Poi andremo in Terra Santa e in Giordania a giugno e quindi in Sudafrica ad ottobre. Siamo in attesa di definire ancora il Capodanno nuovamente in Terra Santa. Per questi pellegrinaggi ovviamente è già possibile raccogliere le informazioni ed eventualmente cercare di capire chi fosse interessato. Sì, direi anzitutto il pellegrinaggio a Lourdes, il pellegrinaggio diocesano di Lourdes, che ormai è imminente, a maggio, il 13, il 14 e il 15 di maggio. Vi aspettiamo al martedì e al giovedì tra le 10 e le mezzogiorno e mezza in Curia, in piazza Nostra Signora dell'Orto, per le necessarie iscrizioni e per le informazioni di cui uno avesse bisogno. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.